Le decisioni cinesi appaiono guidate da interessi geopolitici piuttosto che dalla reale intenzione di ottenere ritorni dagli investimenti fatti. Nel lungo periodo questo può esporre l'intera economia globale a turbolenze di portata mai vista prima. La dichiarazione non è quella di un politico di parte, ma di Pino Come è Musolino, importante presidente dell'autorità di l'analisi che sistema abbiamo fatto portuale sui di mercati, Venezia, la che in un necessità rapporto del pubblicato progetto di di... recente sulla Belt and Road Initiative sottolinea rischi e prospettive dell'avanzata mondiale della Cina sia sul fronte dei progetti su infrastrutture e porti che rispetto all'influenza politica globale. Vedi la prima fase di investimenti in Asia e Africa che ha portato in corrispondenza di paesi poveri con alti livelli di debito a sostanziali forme di controllo dove la Cina ha investito nella costruzione di porti, aeroporti e linee ferroviarie. Per arrivare al Mediterraneo dove l'investimento da oltre 2 miliardi di dollari nel porto di Haifa ha già sollevato la levata di scudi della marina americana. Dunque, quali rischi ma anche quali potenzialità negli interventi fatti o in via di definizione nei porti di Trieste, Venezia, Genova e Savona? Musolino sottolinea come gli interventi cinesi si scontrino con le procedure nostrane ed europee, dal codice degli appalti alle norme sulla trasparenza, pubblicità e rispetto della concorrenza, determinando quindi possibili stop ai progetti. Per contro, però, il numero uno dell'Authority lagunare parla anche di possibili ricadute positive a fronte però di un necessario cambio culturale che passi attraverso la ricognizione delle infrastrutture effettivamente esistenti, la loro valorizzazione e interconnessione, vale a dire maxi progetti solo se poi hanno gambe per funzionare nel tempo, e un serio piano industriale italiano che faccia combaciare le esigenze del mondo produttivo con quelle del sistema dei trasporti.